Sì, sono felice per le ragazze perché hanno messo in campo tanto dinamismo, tanta qualità, in un momento a noi molto difficile perché ci mancavano delle giocatrici importanti come lo scorso anno, però queste ragazze hanno tirato fuori tutto quello che avevano e questo successo credo che sia un successo meritato per noi, per la squadra, per la società. Abbiamo dato un segnale positivo. Ripeto, il campionato di quest'anno è totalmente diverso da quello dell'anno scorso e dobbiamo continuare su questa strada sapendo che l'asticella si è alzata notevolmente. Sono stati grandissimi anche perché hanno incitato le ragazze dall'inizio alla fine per quello che potevano e sono felice perché poi alla fine hanno anche loro ritrovato quella voglia di vedere giocare il calcio. E credo che oggi sia stata una bella partita, giocata bene sia da noi che anche dalla Fiorentina, perché la Fiorentina è un'ottima squadra, non dimentichiamolo, e quindi penso che si siano divertiti parecchio. Ma non lo so se recupereremo qualche ragazza, però io voglio vedere questo spirito. Lo spirito di questa settimana in allenamento è stato uno spirito importante, dopo un amichevole che avevamo fatto sabato scorso col Cesena, non brillantissima. Oggi invece ho visto la squadra che mi assomiglia a livello caratteriale, magari un po' meno a livello tecnico perché io ero uno che correva, magari a livello tecnico veniva un po' a mancare, però la mia forza era quella di correre magari più degli altri e quindi mi assomiglia molto e mi piace questa squadra, mi piace perché mette tutto in campo e il risultato di questa sera credo che sia frutto del grande lavoro fatto durante le settimane da queste ragazze che non si risparmiano mai. Sì, eravamo in panchina appunto perché mancavano tante ragazze, avevamo in panchina 4 ragazze della primavera, 5 col portiere, quindi 4 2003 e una 2004. Tra l'altro una è anche entrata da Canal che aveva già esordito l'anno scorso contro la Juventus. Questo è un segnale che diamo anche alle ragazze della primavera che a turno molto probabilmente si toglieranno delle soddisfazioni anche in prima squadra. Io non mi accontento mai, cerco di lavorare giorno dopo giorno sull'aspetto offensivo che è il nostro cavallo di battaglia, cerchiamo di lavorare con le 2 punte, 3 quarti, con 2 punte strette, 2 punte larghe, quindi cerchiamo di dare tutte opzioni possibili, nozioni anche possibili a queste ragazze che sanno fare un po' tutto e cercare di migliorarci in base anche alle squadre che andiamo ad affrontare. Logicamente non dobbiamo perdere quello che è il nostro credo, che è un credo che abbiamo costruito lo scorso anno e che stiamo portando avanti quest'anno con grande entusiasmo. Sì, sono felicissima per questi 3 punti di iniziare il campionato così, sicuramente sono felice per il gol, però oggi era più importante per noi la vittoria. Sì, sicuramente c'era qualche pressione in più magari su di me, però ci ho pensato al gruppo, abbiamo giocato bene e sicuramente sono felice di segnare questo gol per far vedere quanto vale perché in questi 2 anni non sono stati valutati per bene. Questo gol lo dedico a tutte le persone che mi sono state vicino in questi mesi, soprattutto quelle difficili, la famiglia, tutte le persone che ho accanto che mi hanno aiutato in questo periodo, quindi grazie a loro. È un bel punto di inizio, diciamo, siamo state 2 mesi pesanti a lavorare su tante cose, quindi ora si comincia sul serio e andiamo avanti così. Sì, magari questa partita è andata, era una pressione in più magari su di me personalmente, quindi ora siamo libere e andiamo avanti e cominciamo veramente questo campionato alla grande. Sì, mi sento bene, è un bel gruppo, sono inserita facilmente, lo conosco già con le ragazze, è un gruppo tranquillo, quindi mi sono inserita bene. È un gruppo che lavoro sodo e duro, quindi sono contenta di essere qui. All'inizio era dura, è un'emozione sicuramente, sono stata 3 anni lì, quindi sono le persone che lo voglio bene, però quando comincia quel fischio all'inizio non siamo più amiche, quindi è gara, quindi niente, felice per questa vittoria.